Per quanto riguarda il testo unico che è stato licenziato dalla seconda commissione, quindi andrà all'attenzione del Consiglio regionale a breve, non ci sono variazioni essenziali, quindi abbiamo cercato più che altro di riorganizzare e semplificare la lettura di tutte le leggi regionali in materia di urbanistica. È ben vero che, viste anche tutte le innovazioni da un punto di vista normativo a livello statale, abbiamo anche cercato di portare quegli aggiornamenti previsti dalla norma statale, senza però comunque sconvolgere quello che è ormai un indirizzo, una gerarchia da un punto di vista urbanistico abbastanza definita a livello di Regione del Veneto, e quindi non ci sono grandi novità, tenuto conto che naturalmente abbiamo riassegnato questa strategia del contenimento del consumo del suolo, della rigenerazione urbana ed eventualmente anche abbiamo cercato di rivedere alcuni strumenti per arrivare al contenimento del consumo del suolo al 2050, quindi consumo zero al 2050, e l'utilizzo dei crediti edilizi anziché l'utilizzo della tecnologia della rigenerazione urbanistica. La cosa fondamentale è che le regole siano chiare e precise, cioè nel momento in cui noi parliamo a livello regionale o anche a livello statale di rigenerazione urbana dobbiamo dare regole chiare e precise. La normativa deve dire cosa vuol dire, quali sono gli strumenti, come devono essere definiti i progetti, in che aree devono ricadere questi progetti, cioè dare tutta una serie di indicazioni chiare in maniera tale che un operatore, che sia il professionista e poi il tecnico comunale o il tecnico provinciale o noi come regione possiamo dare sicuramente il nostro supporto anche in questi ambiti, ma sapere esattamente qual è la finalità e quali sono i termini per arrivare a quell'obiettivo.